L'ha chiamato il sindaco. Ebbene, gli dica che l'ingegnere lo cerca. Sì, signore, sarà fatto. Grazie, a ben rivederla. Non posso contenermi. Queste volte le mangiate con i rubini. E questi è su proprio, se no come la carità, non è mica di fai caldo su lei. Ma sul solo. Quella che la filodrammatica San Luri ha dato della commedia dialettale su Bandidori è una interpretazione fedele e rigorosa del testo scritto da Efisio Vincenzo Melis. Ambientata a Guamaggiore, la vicenda pone l'accento sugli aspetti che spesso strutturavano i rapporti del tempo. Siamo in piena prima guerra mondiale, rapporti basati sull'onore della famiglia, sulla solidarietà, sulla patria, sull'onestà e sugli aspetti talvolta contraddittori che regolavano le relazioni tra le diverse classi sociali del tempo. Personaggi chiave della commedia, oltre a su Bandidori, interpretato da Sergio Usai, perfettamente calato nel personaggio, sono sua figlia Pillimedda, l'ingegnere, due sfollate venete, mamma e figlia, e un signorotto paesano che conduceva studi incerti a Cagliari. Al centro della nostra storia, un amore rubato tra Pillimedda e l'ingegnere, poi riparato, una equivocata disponibilità di interesse sentimentale dell'Arzillo Bandidori e il conclusivo contrastato arrivo in nome dell'onore familiare del figlio di Pillimedda, accettato solo dopo il matrimonio riparatore. Abbondano i modi di dire in campidanese, spesso esilaranti, che prendono forma dentro una scenografia essenziale ma efficace nell'evocare allo spettatore tutto un mondo complesso della società campidanese d'allora e che oggi viene percepito soprattutto dai più giovani come facente parte di un modello lontano. Qui si apre un vero solco tra generazioni che difficilmente comprendono il senso spesso finissimo dei modi di dire presenti, tipici della parlata campidanese. Alla chiusura del sipario, conclusione scontata per la filodrammatica San Luri, che raccoglie scroscianti applausi dal pubblico. Subito dopo la presentazione dei personaggi, gli interpreti che sta effettuando signor Sergio, abbiamo preparato un'intervista. Pillimedda, Mena Mangieri. L'ingegnere è Arramuto, Franco Ziddo. Signora Margherita, Lucia Matta. Albertuzza, Assunta Bess, Guido, Lola Medda, Pedro Mazzorro, Mario Villoni, Sergio Usai. Anche i condoserventi Giovanni Medda e Ettore Deita. Un ringraziamento particolare al tecnico del suono Ferruccio Campagni. Rinnoviamo il ringraziamento che ho fatto all'inizio della rappresentazione al Comitato di San Lorenzo e al Comune di San Luca. Altra volta queste commedie degli autori classici sardi
come Efisio Vincenzo Melis, Antonio Garau, lo stesso Abramo Garau di Sandra, sono una miniera inesauribile per quanto riguarda gli studiosi di lingua sarda. Questa di stasera chi l'ha scritta? Questa l'ha scritta Efisio Vincenzo Melis. Ah, quindi è lo stesso di Cevadoni, se non sbaglio, no? Lo stesso di Cevadoni e l'onorevole a Campodarica. Lo stesso Wagner ha tratto per gli studi linguistici sardi alcuni esempi proprio dalle commedie di Efisio Vincenzo Melis. Quindi insomma è una tradizione che si sta... Sono dei testi sardi classici. Il suo gruppo da quanto è che... Il gruppo è nato nel 1999, ma si è costituito ufficialmente nel 2001. Nel 2001. Abbiamo iniziato come gruppo aggregato al centro di aggregazione sociale. Poi ci siamo costituiti come filodrammatica. E il repertorio è sempre questo? Abbiamo tutte le 3 commedie di Efisio Vincenzo Melis, 2 commedie di Abramo Garau, esattamente Figli di Sardi e Giuseppe Maria. Poi abbiamo 2 commedie di un autore di Artis, Gigi Tatti, vivente e attuali, Giuseppe Garau e Sabella Maraviglia. Insomma, un impegno veramente grosso. Devo ringraziare tutti i collaboratori. La compagnia è composta... Ci siamo una decina. Tutti sanluresi. Certo uno, Franco Siddi, perché tutti... Ho capito. Siccome ce n'era uno che faceva stasera, aveva proprio l'accento, come si dice, veneto, che sembrava quasi perfetto. Ci ha detto, ma guarda tu, la parlata era comunque abbastanza particolare. Signor Sergio, molte grazie e domani sarà su Medio Capitano TV. D'accordo? Grazie tante. Grazie.